Settima giornata del campionato Primavera 4, Girone A. Al Bottacisio Sport Center si affrontano la Virtus Verona ed il Pontedera. Dirige l'incontro il signor Gallo, coadiuvato dai signori Sivo e Tomei. Il calcio d'avvio del Pontedera. Parte forte la Virtus e dal secondo minuto Antolini fa partire un tiro da fuori area che colpisce in pieno il palo. Un minuto dopo Filippi mette al centro in area e Tacchella non ci arriva per un soffio. Al settimo punizione di Leucci e Frangioni in tuffo respinge. Tacchella servito da Squarzoni entra in area e tira. Frangioni para in due tempi. Al quindicesimo il vantaggio della Virtus. Filippi entra in area e serve Antolini. Scarico per Manfrin che controlla e tira all'incrocio dei pali. 1-0. Due minuti dopo il Pontedera si spinge in avanti. Campiello crossa in area e Gregoraci viene affrontato da Conti. L'arbitro fischia il calcio di rigore. Sul dischetto va a casa di Dio. Zivelonghi intuisce e respinge. Gregoraci è più svelto di tutti e mette in rete. 1-1. Trentunesimo corner di Filippi. Colpo di testa di Fantini e Frangioni devia in angolo. 2 minuti dopo Antolini ci riprova dalla distanza. Frangioni si fa trovare ancora pronto e respinge in corner. Filippi serve Leucci al limite dell'area, ma la sua conclusione centrale Frangioni blocca. Punizione della tre quarti di Leucci. Fantini scarica per Filippi e Frangioni alza sulla traversa. Il calcio d'avvio del secondo tempo è della Virtus. La gara perde di vivacità fino al 25esimo quando Leucci, lanciato da Milosavljevic, supera Di Bella e confeziona un preciso pallonetto che supera Frangioni e riporta la Virtus in vantaggio. 2-1. Al 30esimo Filippi batte un corner. Ambrosi colpisce di testa e Manfrin sul secondo palo infila in rete. Dal fermo immagine si vede che la posizione di Manfrin è regolare perché è tenuto in gioco da passa al centro dell'area. Il guardialinea Sivo, ben piazzato, convalida la rete, 3-1. 37esimo. Antolini per Ambrosi che si gira e tira. Frangioni blocca a terra. Un minuto dopo il Casadidio a provare la conclusione, ma Fantini è attento e devia la palla in angolo. Al 46esimo calcio d'angolo del Pontedera. Bombaci prova la conclusione a volo, ma la palla termina alta sulla traversa. Buona gara della Virtus, che nel primo tempo ha tenuto sempre il pallino del gioco. Il secondo tempo è cominciato con un leggero calo fisico di concentrazione. Poi la partita è cambiata con i gol di Leucci e Manfrin. Ascoltiamo proprio le parole del terzino della Virtus. Una domenica speciale, ritornare con i ragazzi in primavera è stata un'emozione anche particolare. Ma sì, dai, diciamo di sì, soprattutto perché qui a Chievo io ho fatto le giovanili e quindi sono tornato in campo cambiato, ma in cui ho giocato diversi anni. Giocare con i ragazzini sì, è stato bello, sicuramente sono rimasto contento della vittoria e di aver aiutato nella vittoria. Una partita particolare, un primo tempo sprint, avete avuto non meno di 7 palle gol, sei riuscito a segnare il primo e poi a fare anche una doppietta. Come è cambiata la partita? Perché il secondo tempo forse siete un po' calati fisicamente. Sì, un pochino forse sì, sembrava anche a me dal campo che eravamo calati un pochino, però alla fine siamo usciti bene, la squadra ha portato a termine la partita in modo più che egregio. Ho visto una buona squadra a cui piace giocare la palla, ci sono certi elementi validi e vediamo che futuro avranno. La Virtus è la seconda società della città di Verona, è un'occasione anche importante per far emergere quelli che sono appunto i ragazzi, i giovani che possono sperare di poter fare i professionisti come lo sei tu. Sì, certo, adesso col fatto che il Chievo non si sa bene la fine che ha fatto. E la Virtus è un buon punto di partenza. Devono essere bravi loro a sfruttare perché non viene regalato niente a nessuno, quindi se avranno costanza, impegno, voglia, con le qualità che ho visto qualcuno può far strada. Questa è una vittoria comunque meritata. Sì, dai, meritata. Bravi!